Aprire il 15 è una presa in giro per tutto il mio settore, perché non ci mette altro agli occhi della gente come delle persone che non vogliono rispettare le regole, e noi invece questo, per la professione che eseguo, le rispettiamo dalla mattina alle 8 alla sera alle 2 di notte. Federico Contin, storico animatore della Movida Padovana con l'evento dei Navigli, il re dello spritz e gestore di locali cittadini, è la voce fuori dal coro. Non è d'accordo con l'iniziativa nazionale il 15 Io Apro, una forma di protesta ideata da ristoratori e baristi per sfidare le restrizioni del DPCM. Si tratta di un'apertura simbolica alle luci accese in un giorno in cui sarebbe vietato ricevere i clienti nei locali. Per Contin questa protesta pacifica non è assolutamente la soluzione per aiutare le attività della ristorazione profondamente segnate dalla pandemia. E noi vogliamo spiegare al governo e al comune, alla provincia, alla regione che bar e ristoranti sono i luoghi più sicuri in assoluto dove poter mangiare e bere. Invece si è spostato il problema e si è amplificato del Covid nelle case, dove invece non c'è nessun controllo. È per questo che ci sono gli aumenti. Bisognava invece e bisogna immediatamente affrontare una questione di accettare a un estremo male un estremo rimedio, la guardia sanitaria in tutti i locali, dove con una spesa che però bisogna affrontare pur di aprire, una persona addetta solo a garantire la sicurezza dei clienti. Perché rischiare multe quando la sicurezza dei locali può essere certificata in maniera corretta? La controproposta di Contin, che proprio in questi giorni ha fondato La Rete, una nuova associazione per riunire i gestori di bar e locali, è quella di partecipare ai tavoli con le autorità. Che io devo aprire sempre, non un giorno con le vetrine, le luci accese e far vedere che esisto. Si sa che esistiamo, i nostri clienti venivano tutti i giorni a mangiare da noi. Quindi io devo andare a un tavolo, non io, il mio settore, i nostri rappresentanti, e dire: guardate, apriamo perché seguono questo protocollo di sicurezza e quindi dovete lasciarci aprire. Non serve a nulla aprire così un giorno, il giorno dopo arrivano le multe, arrivano i vigili, metti a rischio la tua licenza, metti a rischio la tua attività e metti anche in cattiva luce il nostro settore e il nostro lavoro nei confronti della gente.